Professor Brusaferro, su quali basi si basa il lavoro che voi porterete avanti e quindi da dove siete partiti per il lavoro della vostra officina? Beh, la nostra officina sta partendo e quindi è aperta prima di tutto a tutte le persone interessate, sono benvenute. L'idea è di mettere insieme, di favorire le condizioni di base affinché la persona possa perseguire la propria salute e il proprio benessere all'interno di una comunità. Quindi il binomio è comunità, comunità di prossimità, cioè il gruppo di relazioni che ognuno di noi ha attorno a sé, che possono essere vicine o possono essere remote grazie anche alle telecomunicazioni, ma in realtà è costruire proprio forti legami e i punti essenziali che in qualche modo caratterizzano queste comunità e la loro possibilità di garantire salute e benessere ai cittadini. E su quali filoni quindi voi approfondirete poi il lavoro? Ma il primo filone è quello di capire esattamente quali sono gli elementi. Penso a esempi come le farmacie di comunità o il medico di medicina generale, piuttosto che le associazioni di volontariato, le Proloco, tutta una serie di iniziative che sono quotidianamente nelle nostre comunità e che sono dei punti di aggregazione importantissimi per garantire la salute e il benessere alle persone. E per quanto riguarda poi anche l'equipe, lei ci diceva siete aperti a tutti. Il tema della sanità è un tema molto dibattuto in questo periodo, no? Sì, io direi che prima ancora che della sanità, della salute, forse questo è il concetto importante. La salute, la sanità contribuisce in maniera significativa alla salute, ma la salute non si costruisce solo con la sanità, si costruisce con le scelte delle comunità, con le scelte individuali, con una struttura sociale, il termine tecnico spesso è welfare, ma al di là di tutto una serie di regole che ci aiutano a convivere e a fare in modo che il nostro stile di vita promuova in qualche modo la salute e il nostro benessere, non dimenticando che con l'allungamento della vita spesso dobbiamo convivere con delle patologie, ma questo da una parte si possono curare, ma dall'altra bisogna creare una qualità della vita tale che ti consente di vivere al meglio pur avendo delle patologie.